era piena di sedie, di mobili, di quadri, di una miriade di trofei, coppe di tutti i tipi. Era la nostra sala di rappresentanza dove facciamo gli eventi. Ora non è rimasto più nulla. Il polo nautico di San Giuliano di Mestre è stato preso di mira dai vandali per la seconda volta in meno di una settimana, ma in questo caso il colpo è stato ben più pesante. Un colpo, evidenzia il vicepresidente, soprattutto nei confronti dei tanti ragazzi che ogni giorno si allenano e mettono il cuore in ciò che fanno. Un colpo al simbolo. Sradicate le finestre, un televisore, coppe, trofei, i tamburi delle squadre di Dragon Boat femminile, staccati i tubi dei lavandini dei bagni provocando un allagamento. Le piastrelle distrutte probabilmente dal peso dei mobili gettati in acqua insieme al resto. Nulla è stato rubato. Abbiamo cominciato subito, io per primo, con un barchino a cercare di recuperare quello che c'era in acqua, sia per recuperarlo, sia perché anche rappresentano un pericolo per la navigazione. E siamo ancora tuttora dietro, il pontile adesso è pieno di roba recuperata, adesso sono arrivati anche i pompieri appunto perché è anche pericoloso quello che c'è sotto d'acqua. Poi dovremmo aspettare la bassa marea per vedere di recuperare anche le nostre coppe, i nostri trofei, perché li vogliamo indietro. Sembra ormai chiaro che non si tratti di atti vandalici fini a se stessi, nonostante il polo sia sorvegliato da una ditta di vigilanza, ma in questo caso hanno agito quando i controlli erano già stati eseguiti. È un atto chiaramente intimidatorio. Noi qui ci siamo, noi qui restiamo e noi qui continuiamo a controllare che la gente si muova in maniera corretta e rispettosa di noi e soprattutto della laguna. Probabilmente per le continue denunce e segnalazioni contro i barchini che sfrecciano in laguna. Hanno tolto via una bella parte della storia della società, perché qua dentro c'erano coppe, successi e immagini del percorso della società. Quindi è una cosa grave. È chiaro che il polo nautico nella sua generalità è di una fragilità incredibile. Quindi l'unico appello che posso fare è chiedere l'ausilio di tutte le forze pubbliche per un controllo più stretto di questo territorio. Dateci una mano, dobbiamo ricomprare un sacco di cose che sono scomparse. Non possiamo purtroppo ricomprare i trofei, però il televisore, l'impianto audio, le sedie, i tavoli, tutte cose che sono scomparse e che dovremmo ricomprare perché questa sala dovrà tornare in funzione. La stima dei danni è da quantificare. Sul